Testa alzata, Enzo, testa alzata, Enzo, testa alzata. Belli miei, buonasera e salute, o buongiorno e salute, dipende da che ora state guardando il video. Detto ciò, passeggiata immancabile San Gregorio Armeno, ma per un motivo ben preciso. Quale? Venga e mi spiego. La passeggiata di San Gregorio Armeno, la fiera di San Gregorio Armeno, ha un inizio. E qual è questo inizio? Proprio oggi, perché si va ad inaugurare quella che è la fiera di San Gregorio Armeno. Ci sono voluto stare ed essere presente ad un momento che, volendo, è storia. Quindi ecco, oggi andiamo a vedere quello che è la storia che continua di San Gregorio Armeno, o meglio, la fiera di San Gregorio Armeno. Il maestro Vincenzo Capuano, cosa stiamo per fare? Stiamo per fare, però sono in veste di presidente di tutte le botteghe. Stiamo per inaugurare la Fiera dei Pastori, come ogni anno questa stradina è amata in tutto il mondo per il presepe e per il pastore e porta tanti visitatori, e quest'anno siamo partiti già dal weekend scorso con migliaia di persone. Adesso con l'inaugurazione ci sarà più organizzazione proprio per tutelare i turisti, gli italiani, ma principalmente i napoletani. Oh, maestra, io senti una cosa. Fatto della scuola, cioè ci siamo riusciti, perché poi è un'arte. Guarda, hai detto bene, quest'arte si trasferisce con la passione. Noi adesso apriremo la scuola del presepe napoletano e guarderemo i ragazzi che arrivati a una terza media non continuano e stanno per strada, e quindi andiamo a cogliere in un'età laddove possiamo trasmettere. Io sono di quarta generazione con i figli alla quinta, a me mi è stato trasmesso da papà, dal nonno, e noi faremo questo per i ragazzi che oggi non hanno né arte né parte e neanche prospettive di lavoro. La scuola offrirà 4-5 indirizzi molto belli: scenografia, pittura, scultura, sartoria dei costumi del Settecento, e poi la cosa bella che guarderà proprio a queste zone di Napoli per individuare questi ragazzi e portarli verso un futuro migliore. Quindi possiamo dire che i ragazzi senza arte né parte prenderanno parte ad una vera arte. Maestro Capuano, parliamo di storia, di arte, la rappresentiamo con il maestro Enzo Gragnaniello. Maestro, un pensiero su questo momento che possiamo dire storico. Marone, sento l'atmosfera, capite? Mi fa sentire già Natale primo tempo, insomma, già tengo un panettone a tavola. Beh, insomma, comunque siamo in una zona molto storica, quella dei pastori. I pastori, i napoletani, è la stessa famiglia dei napoletani. Cioè i pastori e i napoletani sono una cosa. Edoardo diceva è un presepe. È tutto un presepe. Però dicevo pure un'altra cosa. Vabbè, meglio non... Lasciamo stare. Che bello, cioè, maestro, ogni volta che il maestro parla è una poesia, è bellissimo. Ed ora con il presidente Samuele Marigliano della fiera storica delle bancarelle di San Gregorio Armeno. Ma da dove parte tutto? Parte da quasi 100 anni fa, perché San Gregorio Armeno inizia proprio con la fiera storica. Prima tutto si svolgeva nelle cosiddette baracche di legno, dove venivano costruite solo nel periodo natalizio. Poi col passare del tempo e con l'avvento, diciamo, del successo dei grandi artigiani, questa fiera, diciamo, che si riporta già tutto l'anno con l'avvento dei turisti, e man mano si è andato a evolversi. E quest'anno, dopo tanti anni, siamo riusciti a coronare un sogno, che è questo qua. Dalle baracche di legno che si facevano con chiodo e martello abbiamo portato, diciamo, una fiera, come si vuol dire, simile in certi aspetti come quella delle grandi mercatini europei. Che bello, grazie Samuele, grazie. Grazie a te. Cioè, la fiera di San Gregorio Armeno, cioè tra storia, arte e la passione che si tramanda, possiamo dire che sta cominciando un bell'anno. Guardate, alzate la testa, alzate la testa. Guarda, forza. Enzo, la testa alzata. Enzo, alzate. Vai, bene, buon Natale!
l'inaugurazione è stata fatta, adesso non manca altro che venire a fare una passeggiata per San Gregorio Armeno. Come sempre, chi più ne sa più ne metta dei vostri ricordi, facetemi sapere quali sono i ricordi legati a questa passeggiata. Un bacio, San Gregorio Armeno e buona storia.